Si è conclusa la rassegna Orizzonti che si è tenuta a Chioggia il 27 e 28 aprile presso l'Aula Magna di Palazzo Grassi. Giovedì 27 aprile è stato presentato il libro Una democrazia possibile, edito da Edizioni Carocci, scritto dal professor Marco Almagisti, in cui si affronta l'evoluzione della politica italiana del Novecento. Ieri, venerdì 28 aprile, è stato presentato il libro La diplomazia del terrore, edizione La Terza, scritto dalla professoressa Valentin Lomellini, in cui si affronta il difficile rapporto a cavallo tra il 1967 e il 1989 tra i paesi europei e il terrorismo internazionale di matrice arabo-palestinese. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Nord-Est-Sud-Ovest e dall'Ordine dei giornalisti del Veneto in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo di Venezia, ADA Venezia e Storia e Memoria e sotto il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Chioggia. Prossimo appuntamento domenica 30 aprile in Corso del Popolo a Chioggia, dove dalle 10 alle 12 si terrà un gazebo informativo sull'Unione Europea. L'iniziativa, evento collaterale della rassegna Orizzonti, sarà organizzata in collaborazione con l'Assessorato Comunale alle Politiche Comunitarie della città di Chioggia e con Europe Direct e vuole essere un momento per far conoscere alla cittadinanza l'Unione Europea, i suoi ruoli, le sue attività e le opportunità che offre con un occhio attento alle nuove generazioni.